Buonasera a tutti amici dell'hockey qui dal Pala 1, Pala 2, Pala 3, Pala 1.314.721.212,3 periodico. Pala Terti di Sardana, Sardana Bregante, sest'ultima giornata della regular season, per un match di grandissimo valore tecnico e di grandissimo valore ai fini del posizionamento della gradua, ma oserei aggiungere anche Toria. Sardana 27 punti, ottavo posto a pari merito con Follonica. Breganze 36, quindi più 9 per gli ospiti, diretti in panchina da Diego Elgardomir Garzia, ma che nella gara di andata furono incredibilmente battuti dai rossoneri questa sera in maglia bianca per 5-4. Ora la classifica dice che gli ospiti sono messi molto meglio. Breganze, ripeto, quota 36, quarto posto dietro a Lodi 46, Forte dei Marmi 44, Valdagno 40, davanti a Trissino 35, Scandiano 33, Viareggio 29, poi appunto Follonica e Sardana. Questa è la parte alta della classifica che ha distanziato di 6 lunghette la seconda parte, con Correggio, Bassano, Monza, Montebello e Sandrigo, e quindi abbiamo di fronte due formazioni in grado di regalare spettacolo. Sardana reduce dalla trasferta di sabato a Barcellona, una grande emozione per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di entrare al Palau Blaugrana della capitale catalana. Gara terminata con la vittoria dei campioni iberici per 7-1, ma Sardana che si è fatto onore stasera di fronte a spalti sguarniti al limite della non capienza. Stanno per dirigere Barbarisi e Iovine di Salerno, ripeto, di fronte a spalti sguarniti al limite della non capienza. Sardana che ha referto con il numero 10 Simone Corona, il portiere, numero 5 Mattia Rispogliati, 6 Juan José Moiano, 11 Davide Borsi, 46 Andrea Perroni, 54 Andrea Fantozzi, 57 Francesco Rossi, 87 Francisco Pinazzar, 78 Geronimo Garzia Bielsa. Il secondo portiere a disposizione di Alessandro Bertolucci e Alessio Bianchi. Nelle file delle Breganze abbiamo in porta Francisco da Silva Veludo, numero 21 Gerard Teixido, numero 14 Eloi, numero 2 Samuel Amato, numero 58 Andrea Scuccato, numero 4 Pietro Battaglin, numero 3 Andrea Della Valle, numero 99 Silvio Costenaro, numero 6 Andrea Borgo e il numero 26 Marco Zanfi. Sardana Breganze è una partita che può regalare grande spettacolo a livello tecnico, e ci aspettiamo davvero un match all'altezza delle premesse, ripeto, dirigono di fronte a spalti sguarniti al limite della non capienza. Mi piace questo concetto che ribadirò, perché ripetita Juvent, gli spalti sguarniti al limite della non capienza. I direttori di gara, che sono Barbarisi e Iovine di Salerno, con la pallina di inizio match per Breganze, che di fronte a Veludo inserisce con il numero 21 Gerard Teixido, che è sulla pallina e darà il via. E poi abbiamo anche Andrea Scuccato, numero 58, attenzione che sta per partire il match. Abbiamo il numero 2 Samuel Amato, il numero 4 Pietro
il numero 14 Eloi delle file sardanesi davanti a Simone Corona, il numero 57 Chicco Rossi, il numero 6 Juan José Moiano. Mentre intanto avete visto la prima conclusione di Gerard Texido parata da Corona. Abbiamo il numero 87 Francisco Ipinazzar, il numero 11 il capitano, è il capitano Pablito Borsi. Attenzione Barbarisi al tavolo, proprio sotto la nostra postazione non è partito il cronometro e quindi si ricomincia. Come diceva Adriano Pappalardo, ricominciamo, lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Ricominciamo, non è partito il cronometro, saranno stati giocati 32 secondi e mezzo, forse 32 secondi e 51 centesimi. Se non pensa un po', sto dicendo a Gaetano De Benedetto, il nostro regista, se non funzionasse il cronometro sarebbe stupendo. E infatti c'è un time out, attenzione, clamoroso, non siamo al Cibali, siamo a Sardana, al Cibali di Catania. Attenzione, sembra funzionare il cronometro. Nunzio Vobis Gaudium Magnum. Sembra se lo puoi inquadrare il cronometro, a fare un particolare, anche se non è dai particolari che si giudica un giocatore. Eccolo qua, lo vedete il cronometro, sembra che vada e non sembra che vadi, che non si dice vadi, impariamo il congiuntivo. E vai, erano stati conteggiati 26 secondi. Sardana con Ipinazzar, va vicino alla rete, va a coprire Negrito Moiano dietro la porta di Veludo, ancora Moiano, pressatissimo da Eloi, sempre Moiano, scambio con Rossi, la parata di Veludo e subito la transizione con lo stesso Eloi, sempre Eloi in possesso di pallina, ancora Eloi, bravissimo Corona, va Rossi, anzi Borsi, e ricomincia Sardana con Borsi. Dalla 0 primo minuto sono già successe tante cose, compreso il giallo del cronometro rinato e risuscitato. Sardana ancora avanti con Borsi, Ipinazzar, Borsi, Moiano, Rossi, c'è Samuel Amato su Rossi, si libera, scarica all'indietro Borsi dalla grandissima distanza, era un tentativo di assist per Rossi, era pressato da Gerard Texido. Borsi, intanto ora è Eloi che va a dare fastidio a Rossi, Eloi e Rossi, la pallina è di Bregante, Eloi con Samuel Amato, Eloi, Gerard Texido, va Gerard Texido, la pattinata di Gerard sul tocco di Moiano, si ricomincia. 0-0 giocati 2 minuti e 10 secondi nel corso del primo tempo. Sardana 0, Bregante 0. Moiano, Ipinazzar e Borsi. Moiano, attenzione alla pallina per Moiano, la parata ancora di Veludo, transizione, Eloi esplode ma neutralizza Ipinazzar, poi è Borsi dall'altra parte, Borsi, Ipinazzar, c'è Gerard Texido, evitato ancora Rossi da Ipinazzar, Moiano deve ricominciare, prova la conclusione, attenzione a Gerard Texido, gliela ruba solo per un attimo Ipinazzar, poi Gerard prova ad arrivare alla conclusione, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, interviene Iovine, uno dei due direttori di gara che dirige di fronte a spalchi sguarniti al limite della non capienza. Ipinazzar, Borsi, Rossi, c'è Gerard Texido in pressing, scarica su Ipinazzar,
si agganciano Gerard e Borsi che va a terra sulla sinistra dietro la porta Moiano, dietro arriva Ipinazar. Molto bella la gestualità di Barbarisi, stile battuta di volley, a indicare il fallo in attacco di Sardana. Gerard Texido, Amato e Borsi, pressing a uomo in questo momento di Sardana, passaggio all'indietro, 5 secondi, decreta Barbarisi. Iovine dice dall'altra parte del campo. Moiano, Ipinazar, buono il blocco anche su Scuccato, va Ipinazar, però Scuccato ritorna, lo va a pressare, ora il blocco di Borsi, ma difende molto bene Breganze. Moiano in mezzo a due, alla meglio Gerard Texido, esce con la pallina ma è sempre Moiano a pressarlo, poi Eloy, anzi Scuccato scarica Eloy dalla grandissima distanza, nulla di fatto, dice che la palla è di Breganze. Gerard Texido conferma Barbarisi. Si ricomincia. Eloy, va Eloy, molto buono il suggerimento ma non aggancia Scuccato come avrebbe dovuto, voluto e potuto. Ricomincia Amato, la pallina arriva dalle parti di Corona che allontana, ma sempre Amato, indomabile, ancora Amato, esplode, la pallina deviata da Ipinazar, recupera Rossi che affida a Borsi, ancora Ipinazar, anzi Moiano e Borsi, numero del capitano, mette in mezzo Rossi, alto sulla trasversale di Veludo, Amato, Eloy, Amato, va Amato sempre per Eloy, la pallina arriva a Scuccato, in qualche modo ha cercato di agevolare il nuovo intervento di Eloy ma ha recuperato Ipinazar, ancora Ipinazar, è entrato Garzia Bielsa al posto di Moiano, numero 78, Geronimo Garzia Bielsa nelle file rossonere, anche se Sardana stasera gioca in maglia bianca per dovere di ospitalità. I veri rossoneri sono i giocatori del Breganze. Attenzione a Borsi, lo scambio buono, il pertugio per Garzia Bielsa che alza e schiaccia ma manca la porta, occasionissima per Sardana. Eloy, Gerard Texido, Eloy, Scuccato dalla distanza, Rossi, Veludo, partita spettacolare, ancora 0-0, giocati 5 minuti e 51 secondi, Sardana 0, Breganze 0. Non attacca Ipinazar, di lui c'è Gerard Texido, Ipinazar e Borsi, va a pressare Amato, poi Rossi, su Rossi gioca Eloy, va Garzia Bielsa, il tocco di Samuel Leonardo Amato, si ricomincia, non c'è il pienone ma i tifosi organizzati stanno creando un frastuono straordinario, sembra di essere al Carnevale di Rio. Brigitte Bardot, Brigitte Peugeot, Scuccato, velocissimo Scuccato, grande azione, ma Sardana recupera ancora con Borsi, transizione di Borsi, molto bene Gerard Texido, gli ha alzato la pallina, transizione era di Eloy con Amato, non trova la porta Lover,
sarebbe amante e non amato. Cade Borsi, attenzione, Gerard Exino, parata di Corona che neutralizza anche il tentativo di tappina di Amato. Samuel Leonardo Amato, finito poi contro la porta della porteria. In questo clima carnascialesco siamo tutti maschere, siamo tutti vittime e carnefici, tanto prima o poi gli altri siamo noi. Borsi, non arriva la pallina a Rossi, ma la recupera ancora poi Moiano, nulla di fatto, è rientrato Moiano, è riuscito Garzia Bielsa. Borsi, sì, Borsi per Garzia Bielsa, abbastanza spazio, deve scaricare ancora per Borsi la distanza del capitano, la pallina recuperata da Breganze, ancora con Samuel Leonardo Amato, va Amato, rimette in mezzo Di Mazza Corona, poi Scuccato, scarica all'indietro, vediamo se ci sono i 5 secondi, no, Eloy li evita, ancora Amato, pallina nella metapista del Breganze, allontana ma solo per un attimo Gerard Exino, poi sotto porta Rossi, non ha deviato al volo l'assist di Borsi, ancora la caduta di Rossi, tutto regolare secondo Iovine Barbarisi, poi Scuccato, non ha deviato l'assist di Gerard Exino e c'è il vantaggio di Breganze, con il gol di Eloy al minuto ottavo esatto, allo scoccare dell'ottavo minuto, lo 0-1 di Breganze con Eloy, gol bellissimo. Sarzana 0, Breganze 1 e ora c'è il time out anche per noi. Dunque Bertolucci, messa di casa, ha immediatamente chiamato il time out una volta che i suoi hanno incassato la rete dello svantaggio. Ora la partita prosegue in questo clima carnascialesco, monfrastuono Rio de Janeiriano, brasileiro carioca, anche se c'è pieno di argentini, ma il Sud America scorre nelle nostre vene come scorre il sangue nelle vene grande evento, nella notte calda si alzerà. Sarzana tarantolato, la reazione della squadra di casa. Adesso vediamo se Breganze riesce a reggere l'urto. Eloy, l'autore del gol, Gerard Exino. Tanto esce, anzi scivola Amato in maniera veramente pericolosa, nulla di fatto. Borsi non si è fatto nulla, meno male per lui e per la partita. Ipinazzar, Borsi, Moiano, ancora Borsi, prova ma Eloy si frappone, poi Scuccato, Gerard Exino servito adesso da Amato, ancora in avanti c'è stato il suggerimento di Eloy Michens, sono intervenuti gli arbitri, si va a riprendere il match, trascorsi in questo momento 9 minuti e 14 secondi, Sarzana 0, Breganze 1 per effetto della rete segnata all'8° minuto da Eloy.
Ecco Ipinazzar, Borsi, Moiano, si ricomincia. Sardana alla ricerca del pareggio con Francesco Chicco Rossi, poi Pinazzar non trova la porta, ecco la transizione di Breganze, la pallina in mezzo al raddoppio, il raddoppio spettacolare di Scuccato sotto misura, anzi ha segnato il numero 99 Costenaro, appena entrato, 9 minuti e 53 secondi. Costenaro, raddoppio di Breganze. Grande giocata di Costenaro, che ha raccolto l'assist di Eloy, ha messo dietro la porta di Corona, raddoppiando il vantaggio di Eloy dell'8° minuto. Quindi grande Breganze qui a Sardana, e ora i padroni di casa in difficoltà. Vediamo se riescono a reagire i Pinazzar e Rossi. Molto buona la difesa della squadra di Diego Edgardo Mir Garcia. Borsi, attenzione Pinazzar, scarico su Moiana, poi ancora Borsi pressato da Gerard Teixido, ancora Moiano, si gira su se stesso, su di lui c'è l'autore del gol del 2-0 Costenaro. Gioco fermo. Prova dalla distanza Garcia Bielsa, recupera Rossi, ma la difesa ospite regge benissimo. Ancora Costenaro, la perde Moiano, Borsi prova a decentrarsi, a tirare in diagonale, la pallina non inquadra lo specchio della porta, si ricomincia dall'angolo alla destra di Veludo. Gerard Teixido, su di lui c'è Garcia Bielsa, ha intensificato il pressing Sardana, Garcia Bielsa alza troppo la mira, poi la perde Amato, bellissima per Gerard, Corona ha detto di no, say no, vicinissimo comunque al terzo gol Breganze. Moiano, anzi Garcia Bielsa la perde, transizione di Amato, Amato e Costenaro, Amato, palo di Amato, Corona era battuto. Stavolta Breganze davvero poteva andare a +3. D'altra parte Garcia Bielsa la perde, Eloy preferisce andare da solo e servire in mezzo, ma non è riuscito a raggiungere il compagno di squadra. Nell'occasione era Amato. Rossi e Borsi, Sardana poteva andare sotto di 3, mantenuto il -2, tanto Amato un disimpegno straordinario del numero 2.
Costenaro la regala a Rossi, si gira su se stesso, poi Veludo, molto bravo. Saldana perde l'occasione, Eloy che ha sbloccato il match, scarica Amato, Eloy si propone Costenaro, Eloy preferisce di nuovo ricominciare da Amato. Gerard Texido e Rossi, bravissimo Gerard Texido, poi cerca di sorprendere Corona, non trova la porta ma grande Breganze. Attenzione a Saldana in mezzo, la pallina intercettata e poi c'è il fallo su Scuccato. Non ci sono ulteriori sanzioni, dice Barbarisi. 11 minuti e 15 secondi da giocare. Saldana 0, Breganze 2 per effetto delle reti segnate all'8° da Eloy e al 9:53 da Costenaro. Si ricomincia dunque sul punteggio di Saldana 0 Breganze 2, gol di Eloy all'8° e di Costenaro al 9:53. Grandissima prestazione fino a questo momento degli uomini di Diego Edgardo Mir Garcia di fronte a un Saldana battagliero e che sulla sua pista non regala niente a nessuno. La squadra ospite sta facendo un figurone. Attenzione perché è entrato in pista anche il numero 6 Andrea Borgo, omonimo di Sergio Borgo, storico capitano del calcistico dello Spezia, ma anche in precedenza della Pistoiese, in precedenza. Amato, attenzione, proprio è andato Costenaro alla conclusione, ancora Corona ha detto di no. Moiano, Saldana non riesce a sbloccarsi, il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire con la porta. 10 minuti e 20 alla conclusione del primo tempo. Saldana 0 Breganze 2, va Moiano, molto bene Amato su di lui, poi la recupera Borsi, interviene Costenaro, Borsi va a pressarlo, Borsi e Costenaro, gliela ruba Borsi ma non segna perché Veludo è eroico Veludo. Saldana vicinissimo all'accorcio, ma non puoi fare gol se c'è un portiere così straordinario come Francisco da Silva Veludo. Saldana che comunque sta reagendo molto bene, ma bene, molto bene, non male, ma bene, molto bene. Ricordo che dirigono di fronte a spalti sguarniti al limite della non capienza Iovine Barbarisi di Salerno. Saldana che ci riprova, Ipinazzar, entrato The Perrons, Andrea Perroni, scarica Garcia Bielsa, la perde Saldana, la perde anche Scuccato ma solo per un attimo tu, solo per un attimo. Scuccato sulla pallina, chiama lo schema, arriva Amato, eccolo servito, la perde per l'intervento di Negro Moiano. Ora c'è Costenaro che va a recuperare, pressato da The Perrons. Saldana, Moiano,
non preciso sui Pinazzar. Ricomincia Garcia Bielsa, non trova la porta. Sardana è un po' troppo frenetico a mio modo di vedere nella voglia di accorciare, tanto scivola scuccato. Sardana recupera The Perrons, non aggancia però i Pinazzar. Sempre Sardana davanti, ricomincia da Garcia Bielsa, nulla da fare perché Veludo è sempre attentissimo. Poi Samuel Leonardo Amato dalle parti di Scuccato, va a coprirlo il Pinazzar, Scuccato e Pinazzar all'indietro. Samuel Leonardo Amato, su di lui è andato Moiano, 5 secondi Moiano. 8 minuti e 28, la prima sirena. Sardana 0, Breganze 2. La ruba ma solo per un attimo Borgo, poi va a disturbare l'azione di Pinazzar, la recupera Perrons, ancora Pinazzar, l'assist di Pinazzar per Borsi che è andato a giocare in attacco in questa fase. I Pinazzar non arriva la pallina come avrebbe dovuto e voluto su Moiano, poi ancora il Pinazzar, ancora un super Veludo. Garcia Bielsa, Sardana sta esprimendo al massimo sforzo per accorciare The Perrons, la deviazione di Garcia Bielsa, non ha trovato la porta, insiste Andrea Perroni, ancora Perroni, scarica, ricomincia Sardana, cerca lo spazio per il tiro, Moiano lo trova ma non è pericoloso per Veludo. Dalla parte opposta Amato fermato da i Pinazzar, il numero di Pinazzar che va a cercare e trovare la punizione. Davide Di Donatello numero 1. Tanto va Sardana, Moiano in un fazzoletto, Moiano, bravissimo Veludo ancora una volta, poi Scuccato, stavolta è Corona che compie un miracolo, The Miracle. Partita come sempre bellissima, giocano bene le due squadre, 7 minuti esatti alla conclusione del primo tempo, 2 falli Sardana, 7 Breganze. Eloi, poi Costenaro non è riuscito a deviare sotto misura Borgo. Garcia Bielsa, niente da fare neanche stavolta, altro time out, 6 minuti e 41 da giocare, Sardana 0 Breganze 2, time out anche Panoe. Si ricomincia, Sardana votato, ma molto votato
al raggiungimento della meta del goal che fino a questo momento manca. Rossi ci prova, Rossi l'unico a segnare, intanto ha segnato all'Atalanta. Scusate questa digressione calcistica, ma un evento clamoroso per il calcio italiano, che l'Atalanta stia giocando un ottavo di Champions League e sia in vantaggio con Atebur. Ma noi siamo qua e preferiamo l'Hockey. Sardana Breganze avanti 2-0. Breganze che trattiene la pallina. Eloy, buonissimo, era stato il blocco a suo favore, poi ci prova Gerard. Sardana contropiede, ma il Pinazzaro non trova la porta. Ancora Gerard Teixido, rimette in mezzo Breganze. Eloy, scuccato, rigore, giusto rigore. Scuccato è stato atterrato. 18 minuti e 40 secondi. Rigore per Breganze. Eloy contro Corona per il 3-0 e segna Eloy, che frega Corona con questo tiro raso terra. 3-0. Breganze che ovviamente vuole vendicare anche la sconfitta dell'andata. Perse 5-4 la squadra vicentina, 4,52 alla fine del primo tempo. Sardana 0, Breganze 3. Borsi, Sardana tramortito, ha bisogno di sbloccarsi. Ecco Garzia Bielsa, cade a terra e poi Rossi non riesce. Breganze in transizione con Gerard Teixido, diagonale alto. Palla contesa, dice Barbarisi. Ancora Borsi in avanti, ma Rossi è pressatissimo da Eloy, autore di una doppietta finora. Poi ci prova Borsi, la pallina non va. Dice che l'ha toccata Gerard Teixido, ma nessuno se n'è accorto. 3,59 da giocare prima della fine del primo tempo. Sardana 0, Breganze 3. Amato. E gol di Amato, anzi di Scuccato, sotto misura, doppietta anche per Scuccato al 21.
e 11, 4-0. Scuccato no, ha segnato Eloy Costenaro, ancora Eloy è scuccato al 21-11, 4-0. Breganze straordinario in questa prima frazione. Saldanha soggiogato, ancora tempo per accorciare ovviamente. Ci prova adesso Borsi, niente da fare, la pallina si infrange sulla barriera che non è corallina. 3 minuti e 30 alla conclusione del primo tempo. Saldanha 0, Breganze 4, quando Rossi cerca e trova come non avrebbe voluto però Garcia Bielsa. Borsi, entrato Fantozzi, Fantomas, numero 54, Rossi, Ipinazzar, contratto Eloy e Borsi, poi c'è la giravolta spaziale di Samuel Amato, è stato bravo Corona, Amato va a contendere e recuperare la palla, ancora Eloy Michance proprio qua sotto la nostra postazione, Amato, Corona. Ancora Breganze, ancora Gerard Texido dietro la porta, in mezzo c'è Scuccato. Gerard si libera, Corona dice di no, nettamente superiore il Breganze in questo primo tempo. 2 minuti e 20 alla conclusione, 4-0 per gli ospiti. Attenzione a Fantomas Fantozzi, ancora Fantozzi, la recupera, la difende, su di lui sempre Samuel Leonardo Amato. Borsi, Ipinazzar, la perde Fantozzi, lotta con Amato, la recupera, la riperde a favore di Gerard Texido, non va. È un Breganze straordinario, 1,35 e adesso c'è la parata di Veludo su Fantozzi, tiene la pallina Eloy, Amato dalla grandissima Borsi, anzi la parata di Corona, tanto il tempo continua a trascorrere, 1 minuto e 15 alla conclusione di questa prima frazione. Saldanha deve assolutamente sbloccarsi, chiude la 0, anche questo primo tempo casalingo non sarebbe proprio accettabile, ma ormai manca veramente pochissimo. 57 secondi adesso, Saldanha ci riprova con Ipinazzar, non arriva alla deviazione sotto misura di Rossi. ...50 secondi, 3 falli Saldanha, 7 Breganze, 0 gol Saldanha, 4 Breganze, che controlla la pallina con l'Eloy, va a pressarlo Rossi, all'indietro Scuccato, rischia 5 secondi, eccoli sanzionati da Barbarisi, una delle ultime occasioni per non rimanere a 0 nel primo tempo, con Fantozzi dietro per Rossi, Ipinazzar la perde per l'intervento di Gerard Texido, ma la recupera Rossi, numero di Rossi, c'è la copertura buonissima di Eloy, poi Ipinazzar stavolta gliela chiude la strada Texido,
e il Pinazzar non riesce a segnare. Poi Borsi, neanche lui. Rossi, 7 secondi, 6 secondi ancora il Breganze che riesce a neutralizzare il pericolo e allontanare. Finisce il primo tempo con il punteggio di Sardana 4, Sardana 0, Breganze 4. Il gol di Eloy, doppietta all'ottava e 19:40 su rigore. Costenaro al 9:53, Scuccato al 21:11. Ci sentiamo per la ripresa. Eccoci di nuovo collegati da Sardana per questo secondo tempo di Sardana Breganze. La prima frazione di gioco si è conclusa con gli ospiti in vantaggio per 4-0 per effetto dei gol segnati all'ottavo da Eloy, al 9:53 da Costenaro, al 19:40 ancora da Eloy su rigore e al 21:11 da Scuccato. Sardana non è riuscito a segnare in nella prima frazione, ora è applaudito dai suoi sostenitori per questo secondo tempo che vorrebbe la rimonta rossonera. Subito protesta Borsi che è in pista insieme con il numero 11 insieme ai compagni Negro Moiano numero 6, Chicco Rossi numero 57, Francisco Pinazzar numero 87 davanti a Corona che ha appena neutralizzato la conclusione di Leonardo Amato, che è in pista insieme numero 2, che è in pista insieme al numero 58 Scuccato, insieme al numero 21 Gerard Teixido che ora è in possesso della pallina, e al numero 14 Eloy davanti al portiere che è Veludo. Sardana 0, Breganze 4. C'è tutto il tempo per assistere a una seconda frazione di segno opposto, così sperano i tifosi qui al pala mattone, pala 1, pala 2, pala 3, pala 4, pala 5, pala 6, pala primi, pala secondi, pala terzi, ma Breganze non è affatto la cosa. Attenzione a Gerard Teixido, forse c'è la deviazione sotto misura e invece il gol viene assegnato a Teixido. 5-0, 1 minuto e 7 secondi, 5-0. Si vede proprio che Breganze è tarantolato. E ricordo che all'andata Sardana vinse 5-4 fuori casa, per cui anche quell'onta vuole essere dimenticata dalla formazione di Diego Edgar Mir Garcia. 5-0, appena iniziata la ripresa. Come diceva Gianni Morandi in 1 su 1000, ma quanto è dura la salita, in fondo c'è la vita, però diceva anche 1 su 1000 ce la fa. Sardana l'anno scorso fuori casa rimontò un parziale proprio da 0-5 andando a vincere 8-5. Mi sembra scandiano, non vorrei dire una bestialità. Di Pinazzar. Sardana deve stare tranquillo o tranquilla, o i ragazzi di Bertolucci devono stare tranquilli. Attenzione a Gerard Teixido, la perde Borsi. Il Pinazzar davanti a Veludo, non ha trovato la deviazione Moiano che poi richiama avanti Borsi. La perde, attenzione Eloy, 6-0 di Eloy. Sardana non è rientrata in pista, 2 minuti e 39, 6-0 ancora Eloy.
il parziale peggiore negli ultimi 10 anni delle partite casalinghe. A questo punto di una partita per Sardana, che oltretutto contro le squadre forti ha sempre reso la vita difficilissima, ma bisogna elogiare anche questo stupendo Breganze che è in vantaggio per 6-0 dopo 3 minuti e 15 secondi della ripresa. Sulla pista di Sardana nessuno, sottolineo nessuno, nobody è mai stato in vantaggio in questo modo a Sardana. Time out Sardana, Sardana 0, Breganze 6. Si ricomincia con Sardana che ha di fronte un'impresa impossibile. L'espressione Mission Impossible è molto cara al presidente Corona, perché la usa spesso, però è veramente un grosso problema questa partita. Adesso l'unica speranza per Sardana è che Breganze si distragga, come dimostra questa palla regalata. 3 minuti e 41 giocati nella ripresa. Tre minuti e 41 nella ripresa. Sardana 0, Breganze 6. Gerard Texido la perde. Rossi, Ipinazzar non arriva, però Moiano. Dicevo che l'unica speranza per Sardana è che Breganze molli di concentrazione. Finora la squadra di Diego Edgardo Mir Garcia è stata meravigliosamente concentrata, anche se ora c'è il decimo fallo, 4 minuti e 17, vediamo cosa succede. Vediamo se Pinazzar contro Veludo, e Veludo dice di no. Bisogna far ripetere. E tira Moiano. Moiano contro Veludo. Moiano contro Veludo per l'1-6. Qua si gioca la possibile partita futura e la parata. La parata di Veludo che mantiene inviolata la sua porta. Ipinazzar. Amato va a dare fastidio a Borci che regala la pallina a Eloy. Velocissimo Eloy. Parata di Corona. Ipinazzar la perde per l'intervento di Scuccato, poi la giravolta spaziale di Borsi, la pallina arriva a Ipinazzar, ancora Veludo, super Veludo, attenzione Barbarisi, ha preso la pallina in testa, no,
Ho avuto su una impressione sbagliata. Time out stavolta chiesto da mister ospite, che vede ovviamente allentare la tensione, che se la sua squadra sta vincendo 6-0 a Sardana. Mai nessuno mi ha mai detto sono pazzo di te, cantava Pino Daniele. Qui mai nessuno a questo punto ha vinto 6-0. Mai nessuno. E comunque, tanto per avviare il fattore luogo comune, mai dire mai. Mai dire mai. In tutti i sensi, mai dire mai. Breganze, Gerard Texido, il capitano, gioca sul velluto, Stuccato Eloy, Gerard Texido, la perde, Borsi e Moiano, servito Moiano, non arriva all'appuntamento col gol. Attenzione, ora Moiano la ruba, ha Scuccato che la recupera. Eloy, ancora Eloy, poi Gerard la perde, Rossi, attenzione Moiano, Veludo è super, Eloy gliela toglie in qualche modo, molto bene Ipinazzar, che poi ha cercato la soluzione col volo di Rossi senza trovarlo. Ora Rossi, Ipinazzar la perde, Scuccato, ha esploso ancora il suo potenziale, nulla da fare, tempo per recuperare ci sarebbe anche, ma sembra di prendere in giro ascoltatori e ragazzi in pista a dirlo, anche a pensarlo. Mancano 18 minuti e 24 secondi alla fine. Sardana 6, Breganze 4. Rossi, Gerard Texido in mezzo, Eloy torna indietro, Amato fermato all'ultimo momento, Borsi, Ipinazzar, ancora Veludo, incredibile. Borsi, Sardana che sotto di 6 reti non c'è mai stata, siamo tutti sconcertati. In 10 anni di Serie A1 mai, never. (17 minuti e 20 in questo momento alla conclusione). Sardana 0,
Bregante 6 e c'è il rigore per la pattinata, per il colpo di pattino di Intercetto. Vediamo se Sardana si sblocca. Siamo al 7:45. Tira Borsi. Borsi contro Veludo. Borsi against Veludo. For goal Sardana. Borsi contro Veludo. Borsi contro Veludo, la parata. Migliore in pista è questo signore qua, Francisco da Silva Veludo. Sta parando todo. Bregante stratosferico, Sardana annichilito per ora. Amato. Gerard Texido, Amato. Gerard Texido, quello sulla destra Eloy, eccolo Eloy, la perde Rossi e Borsi, poi Amato, molto bene su di lui è rinvenuto Moiano. Pressing sardanese sui portatori di pallina. Amato. Buono il passaggio per Scuccato che torna indietro. Gerard Texido, Amato dalla grandissima distanza. Provato poi Scuccato a deviare sotto misura senza trovare la porta, poi lotta con grande accanimento sotto le planche, recupera Ipinazzar, Moiano, Scuccato. Ipinazzar si è lanciato palesemente, non è così per Eloy. Sardana cerca disperatamente di bloccarsi. 15:44 la conclusione. Bregante avanti 6-0. Mai visto un divario simile, lo ripeto, almeno nel punteggio, perché la Sardana non ha giocato male, perché non ha segnato, e Bregante ha giocato benissimo finora. Ipinazzar, Rossi, Ipinazzar, prova la conclusione, sfortunato stavolta Moiano. Ipinazzar, Moiano, Ipinazzar, buona ancora la difesa Breganze. Ipinazzar, molto bravo Scuccato a respingere, e ancora stavolta Rossi a togliergli la pallina. Borsi, Moiano, Ipinazzar cerca lo spiraglio su di lui, è entrato ancora Borgo. Borgo, Ipinazzar cade a terra, ha commesso fallo Borgo ma non Sergio, è Andrea Borgo. Borsi e Borgo, mette in mezzo, nulla da fare, transizione, attenzione a Eloy che non riceve la pallina da Amato e recupera ancora Ipinazzar. Niente da fare, l'assist per Borsi. Amato prova la conclusione, nulla di fatto. Borsi, Veludo, Borgo, Amato,
prova il numero, li mette in mezzo, chiude Borsi, ancora Amato, preso un colpo in faccia involontariamente, colpito dal giocatore rosso sardanese Moiano. 13:42 al termine, Sardana 0, Breganze 6. Ripeto, il leitmotiv della serata non è mai successo che Sardana a questo punto di un match interno, metà della ripresa, si trovasse negli ultimi 10 anni sotto 6-0. Si ricomincia. 13:29 la conclusione. Sardana 0, Breganze 6. Ancora Sardana, niente da fare. Niente da fare, non si sblocca Sardana. Borsi, Garcia Bielsa, Borsi la perde. Eloy Amato, anzi Gerard Texido, va Gerard Amato, Eloy, Gerard Texido, ancora Amato, evita l'intervento di Ipinazzar, ancora Ipinazzar, Garcia Bielsa, Ipinazzar, prova il numero ma la pallina è troppo alta. 11 minuti e 35, Sardana 0, Breganze 6. Niente da fare, non si sblocca Sardana, la perde Garcia Bielsa, ancora Gerard Texido, perde anche lui, Borsi, Rossi, niente, granitica difesa di Breganze che però la perde con Eloy. Borsi, intervento di Borgo che però commette fallo.
Ipinazzar, non arriva la deviazione di Rossi. Eloy e Borsi, Eloy alza e schiaccia, rimane in possesso Amato. Eloy, va Eloy, fallo su di lui di Rossi. 10:35, Sardana 0, Breganze 6. Sardana avanti, Breganze che difende ancora bene con Eloy davanti a Veludo, autore di parate incredibili. Gerard Teixido, Sardana che ci prova in tutte le maniere, che ormai deve pensare più che altro a fare bella figura sabato a Scandiano. E ora ancora una volta Ipinazzar, niente da fare. Il pubblico, a parte gli incessanti che sono da applaudire fino a nuovo ordine, meravigliosi incessanti, tifosi organizzati sardanesi che non sono stati zitti un attimo cantando per stare vicini ai loro eroi. Il resto del pubblico qua vive nello scoramento più totale e si sono sbigottiti. Gli incessanti sono meravigliosi, incessanti meravigliosi, incessanti meravigliosi. Fallo in attacco. 8:25, Sardana 6, 0, Breganze 6, incredibile. Dictu visu auditu. Breganze domina, onore a Breganze, scuccata all'indietro, fa girare la squadra di Mir. Ci prova Eloy, ancora Eloy all'indietro, sempre Eloy, scuccato, la recupera, scuccato, la parata, Costenaro, Ipinazzar, Moiano, intanto anche di nuovo Zopperrons, Rossi pensato da Teixido, la parata di Veludo che poi non si è avveduto, la pallina da dietro la porta. Ipinazzar, Perroni, scarica Garcia Bielsa, ancora Sardana, 7 minuti per segnare, per sbloccarsi, perché poi se segni un gol nell'hockey ne puoi fare una caterva. Niente da fare, non ce la fa proprio Ipinazzar. Garcia Bielsa, la difesa di Breganze è impenetrabile. Numero di Ipinazzar, si gira e mette in mezzo
ma non trova il compagno giusto. Perroni di Pinazzar, attenzione a Scuccato e Costenaro davanti, scarica su Eloi. Scuccato, Gerard la perde, Rossi, ancora un super intervento di Veludo, poi nessuno devia sotto misura la pallina di Perroni. Garzia Bielsa prova il numero, lotta, tira, ma Veludo fa buona guardia. 6 minuti e 3 secondi alla conclusione. Sardana 0, Breganze 6. Scuccato, Gerard, ancora Gerard Teixido, Scuccato velocissimo, anzi Amato, la perde il Pinazzar, Garzia Bielsa, Rossi, Perroni, ancora Breganze, la perde il Pinazzar, ancora Veludo, Garzia Bielsa, sempre Veludo, super Veludo, super Francisco da Silva Veludo, il Pinazzar, ancora Veludo, say no, Garzia Bielsa in mezzo. E poi c'è il fallo di Garzia Bielsa che si prende il blu, fallo di frustrazione, primo blu della serata, una serata da dimenticare. 20° minuto, è incavolatissimo Garzia Bielsa, tiro diretto per Amato contro Corona per il 7-0. Anzi, non era Amato, ma era Gerard Teixido che non riesce a segnare. Dall'altra parte Corona dice di no a Costenaro. Rossi, Perroni mette in mezzo, ma Rossi non ci arriva. 4 minuti e 25 secondi alla conclusione. Sardana per non chiudere a 0. Breganze stratosferico qui a Sardana, onore e gloria ai rossoneri vicentini che hanno giocato una partita meravigliosa. Amato, la respinta di Rossi, ancora Gerard Teixido, Amato, proprio il Breganze ha dominato in ogni zona della pista con una superiorità tecnica di squadra di ogni giocatore. Sardana per la prima volta subisce una batosta storica, 3 minuti e 35 sulla sua pista, e la preghiera degli incessanti è faccio un gol, forza Sardana, faccio un gol. La cosa bella di questa serata è lo spirito dei tifosi organizzati, cioè degli incessanti che hanno veramente incessantemente applaudito i loro beniamini, adesso chiedono un gol. Sarà la loro piccola vittoria se questa cosa accadrà. In Serie A Sardana non ha mai chiuso in 10 anni, 10 stagioni, un match a 0 in casa, mai. Anche le sconfitte sono sempre state corredate dal gol. 2,50 per segnare. Una partita che
alla fine dovrà vedere tutto l'impianto antico saldanese applaudire questi straordinari giocatori del Bregante che sono venuti a dominare Perroni generosissima Saldana, ma la serata no, prima o poi nella storia arriva sempre. È rimasto a terra Amato, anzi scuccato. 2 minuti e 12. Una partita difficilmente spiegabile se non con la situazione di una serata no che può capitare. Non era mai successo ai giocatori rossoneri di subire così in casa, mentre il Breganza ha disputato una partita superlativa. Vediamo se Saldana riesce a segnare in questi ultimi 132 secondi che mancano. Perroni, Ipinazzar, prova Ipinazzar, ancora Veludo, incredibile Veludo, ha parato tutto, compreso un rigore, un tiro libero. Gerard Texino, capitano di questa che è una delle serate più belle, se non la migliore della stagione del Breganze, Amato. Ecco ancora Saldana con Rossi, ha cercato il Pinazzar senza trovarlo. Dall'altra parte, vicinissimo al 7° gol, Breganze. 70 secondi alla conclusione quando agisce il Pinazzar. Moiano, Rossi, nulla da fatto. ...45 secondi... c'è il fallo di Scuccato, 15° fallo, forse Saldana può segnare al 24:19. Il Pinazzar contro Veludo per il gol della bandiera. Sul 6-0 a 47 secondi dalla fine il Pinazzar cerca di sbloccare la sua squadra e non ce la fa. Recupera poi Perroni, niente, non ce la fa. Rimane a 0 Saldana. 20 secondi.
Pinazzar, la parata ancora di Veludo. Rossi, adesso è una sfida quella di segnare. Moiano, la parata ancora di Veludo. 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Sardana perde la sua sconfitta più sonora senza segnare un gol. Esulta Veludo che ha mantenuto la sua porta inviolata e ha ragione. Scoramento totale nelle file sardanesi. Qui a Sardana il Bregante è venuto a vincere 6-0 con i gol di Eloy all'8, di Costenero al 9,53, di Eloy su rigore al 19,40, di Scuccato al 21,11 del primo tempo. Nella ripresa prima Teixeira all'1,07, poi Eloy al 2,39 hanno fissato il 6-0. È la sconfitta peggiore per Sardana, ma una partita negativa prima o poi doveva accadere, doveva succedere. Alessandro Grasso Peroni che vi ha raccontato il match e Gaetano De Benedetto vi saluta e vi dà l'appuntamento alle prossime occasioni.